il controllo del disco dagli ingaggi. Con Jean-Jacques Eschliman a fare uno dei top in questa classifica, un giocatore che abbiamo ammirato ed osservato in questo mondiale. Poi magari avremo occasione con Ivano Zanatta di commentare un po', visto che questa è l'ultima partita, amici di Sport Stream, di questo mondiale, anche quello che è stato fatto dalle altre nazionali e in particolare ovviamente anche dalla nazionale svizzera, visto che Ivano allena a Lugano e quindi conosce benissimo molti dei giocatori che hanno giocato con la nazionale di Ralf Kruger, che ha avuto davvero un mondiale di tutto rispetto. Azione personale di Erik Zetterberg, che poi mette il dito nello slot e il gol del vantaggio di Jonas Davidsson. Svezia 1, Canada 0. Il mio Erik Zetterberg, che poi andava a giocare le competizioni internazionali, tanto era tale il livello e la differenza, per cui anche con una squadra sola il Canada riusciva a vincere lo stesso. Quando hai attenzione, Possibilità ancora per la Svezia, il gol del 2-0 con Per Axelsson, che questa volta risponde presente a casa per l'attaccante. E poi grandissimo Axelsson, perché pattinando è riuscito a fare un del tiro. E ora subito per Rivet la possibilità, qui era fondamentale riuscire ad andare a realizzare il gol, perché sarebbe stata un'iniezione di fiducia e anche di adrenalina per il Canada, che invece è sotto di 2-0 quando manca un minuto alla fine del primo periodo. Una piccola indecisione, forse l'unica fino a questo momento, della difesa svedese. Subito il tiro, la respinta, c'è fuori Telquist che fa il miracolo e poi il gol del 2-1 da parte del Canada, che accorcia le distanze con Kyle Calder, se non ho visto male. Come on, dice Sean Orkoff, lui l'autore del gol al suo 6° punto. Tjärnqvist in die Ecke auf Zetterberg. Orkoff hinter dem Tor, ja, wartet lang auf den Pass und Tor! Das ist der Ausgleich. Torschütze ist Shane Doan und zumindest 50% an diesem Tor zeigen. Jetzt ist Klasse gefragt. Nach wie vor würde ich sagen, ganz leichte Vorteile für die Schweden, aber zum entscheidenden Schuss hat es noch nicht gereicht, auf beiden Seiten nicht. So, jetzt Carter. Schuss von Carter. Da musste sich Telquist strecken. Noch einmal da. Und? Nein. Oder doch? Doch. Was ist es? Ist es das Tor oder ist es nicht? Die Kanadier jubeln. Ich bin mir noch nicht sicher. So, der Schiedsrichter wird wahrscheinlich... Passt doch. Also ich traue mich nicht zu sagen. Was gibt er? Tor gibt er. Tor. Die Entscheidung ist gefallen. Kanada ist Weltmeister. Also eine kuriose... Die Dauer würde ich eher dazu tendieren. Mandare in onda le immagini.